3, 2, 1, No, Susi e Patrizio. Susi e Patrizio News e il TG del turismo, le notizie. Allora, ho una notizia. Turistiche. Ecco, European Sleeper è una compagnia ferroviaria belga-olandese di proprietà della sua comunità di investitori, cioè una specie di cooperativa, e organizza treni notturni. Tornano i treni notturni, a me piacevano moltissimo. Ecco, niente, dopo il lancio della linea Parigi-Berlino, che è prevista per il 26 marzo 2026, adesso European Sleeper ha in programma per giugno 26 un nuovo treno notturno per Milano da Bruxelles e da Amsterdam, e fa delle fermate interessantissime, Colonia, Berna, Briga, Stresa e poi appunto il Lago Maggiore. Allora, attualmente European Sleeper collega Bruxelles, Amsterdam, Berlino, Dresda e Praga. Oh, bello, le capitali europee, bellissimo, interessantissimo. Sì. Una volta c'era un Venezia, Parigi, bellissimo. Speriamo che European Sleeper organizzi altre linee. Però ci sono delle buone notizie dalle Bahamas. Sono diventate ecologiche, sostenibili, ci sono normative più avanzate dei Caraibi. È vietato l'importazione e l'utilizzo di sacchetti, posate, contenitori di plastica e polistirolo, cioè bravi, e hanno lanciato anche il loro slogan dal campo alla tavola, cioè con i prodotti bio che promuovono il turismo e cibo biologico, insomma dai. Vabbè, ottimo. Bello. Le Bahamas, c'è solo un problema, che le Bahamas sono a solo 40 miglia dalla Florida. Sì, questo è vero, ci siamo andati anche noi dopo la maratona di New York. E ti ricordi che abbiamo dovuto fare appunto dogana, cioè la frontiera americana. Esatto. E le ultime dagli Stati Uniti dicono che dal 26 dicembre è entrata in vigore la nuova regola federale sui controlli biometrici all'ingresso e all'uscita. Cioè cosa ti fanno? Te lo dico, per i non cittadini americani, inclusi i turisti, i titolari di qualsiasi visto e i residenti permanenti con la carta verde. I funzionari della dogana possono chiedere, oltre al riconoscimento facciale, diventato adesso obbligatorio, le impronte digitali, la scansione dell'iride, le impronte palmari. Cioè, quello me l'hanno fatto. Dovranno sottoporsi ai controlli anche i bambini sotto i 14 anni. È vero, l'hanno fatto anche a Zoe quando era... E gli adulti sopra i 79. No, e anche i diplomatici, ecco, vabbè. Il prelievo del DNA non è automatico, cioè? Però ma si può applicare... Con la saliva? Ma non lo so come lo fanno. Non lo so. Ma la cosa bella, tra virgolette... magari fanno anche un prelievo del sangue e ti dicono... No, non è previsto ancora. Però tutti questi dati vengono conservati dal Dipartimento di Sicurezza Interna. Ecco qua. Che vuole dire Palantir. Controllo. Palantir è una società di software fondata appunto da Peter Thiel. Il signor Peter Thiel dice pubblicamente quella che è la sua idea di tecnologia. Certo. Secondo lui è al servizio dei governi per controllare le masse. Certo. Aperte virgolette, non credo più che libertà e democrazia siano compatibili. Vabbè, ma sembra che è già da un bel po' che loro esportano democrazia, ma la democrazia sanno neanche dove sta. Vabbè. Allora va bene, d'accordo. Comunque è tutto digitale, che tragedia. Poi io credo che condividiate questa cosa, perché a proposito di America, a New York, la tessera MetroCard, quella gialla e blu, che era un abbonamento per metro e bus, dal 1° gennaio non è più valida. No, neanche quella. Bisogna usare Omni, sistema di pagamento digitale, ai tornelli della stazione degli autobus, da utilizzare in modalità contactless, come si chiama, no? Contactless, con carta di debito, credito o smartphone. Quindi, ma non è solo a New York, cioè a Roma ho visto file di gente, compresa me, che non ci capivano niente davanti a questi nuovi distributori che sono solo automatici, no? Sono solo... Anche a Milano è uguale, è una tragedia. A Parigi c'è Navigo. Quindi insomma... A Bologna c'è un bagaglio che bisogna fare, va bene.
Quindi sfiga, cioè si può ancora andare in tabaccheria a comprare i biglietti? No, ma è tutto digitale, lo fai con l'app. Scusa, certo. non hai l'app? Va bene, ma a proposito di digitalizzazione, c'è una cosa che volevo fare notare. Abbiamo parlato l'altra settimana di Cuba, no? Sì, Ma parliamo ancora di Cuba come esempio di antidigitalizzazione, anti tutto. Allora, quando sono andata ho preso un camper per viaggiare a Cuba e sono andata a farmi un giro intanto a Varadero e poi dopo sono andata a farmi un giro anche nell'est di Cuba e dopo ve la racconteremo. E a Varadero ho avuto un problema agli occhi. E allora ho cercato un collirio e guardate com'è finita, perché poi perché poi vedete, no, ma vedete come si fa, cioè ritorniamo al baratto, allo scambio e alla vicinanza con i vicini che ti danno le cose. È questo il futuro. Viva Cuba! E qual è il camper? Questo. Oh! Ecco qua. Oh! Siamo in casa. Ah, bellissimo! Già essere dentro mi sembra una gran cosa. Adesso vado a espletare le pratiche e ci siamo. Bello! Si parte verso Varadero. È la prima meta per fare un po' di mare. La strada Blanca è molto bella. Là in fondo c'è il porto turistico. Certo, Varadero è un posto turistico pieno di grandi alberghi, di centri commerciali dove i cubani non possono neanche pensare di entrare. Chicchissimo. Chic. Ma io preferisco questi angoli con le case tradizionali di legno. E questa spiaggia da sogno. Spiaggia bianchissima, mare stupendo, bellissimo posto e oltretutto non particolarmente affollato. Ci sono. E ora Varadero di fronte al mare. Una giornata al mare degna di essere fotografata. Ma a Varadero c'è anche una parte campagnola. Fabrizio e Miguel mi portano da un loro amico. Stiamo andando da un campesinos per darci il latte, che vive isolato dopo 20 chilometri di strada tutta così. Il campesino è in realtà una persona che ha scelto di vivere in questa casa. Sì, si è ritirato qua. E di vivere di ciò che produce. Sono orchidee. Sì. Compreso il caffè. Lo coltiva lui? Certo. No, dai. Coltivato da lui, seccato, buonissimo. Voilà, buongiorno! Buongiorno, sì. Il posto dove ho dormito è molto bello, ma mica tanto buongiorno, perché stamattina mi sono svegliata con un problema a un occhio. Guarda. Ho gli occhi, non so che cosa, allora sono andata qui a questo pronto intervento, diciamo, turistico, qui a Varadero. Poi in realtà ho visto che c'erano anche molti cubani, non è che era una cosa esclusiva. Ci sono i medici molto carini, una dottoressa mi ha detto che è un'allergia, chissà che cosa, all'acqua, all'aria. Miguel dice all'aria di Cuba. È possibile qualcosa, e quindi meglio, non è congiuntivite. La pomata che mi ha dato ieri l'eremita della finca ha funzionato, va bene. Loro non ce l'hanno, dovrei andarla a prendere, non si capisce bene dove, perché qui a Cuba è un po' così, è tutto molto basato sullo scambio. Tu cos'hai? Ho le uova, io ho il latte. Capisco che non è giusto, però è anche un modo per il quale ci si può anche così in qualche modo arrangiare e risolvere. E poi tutto legato alla disponibilità delle altre persone.
Insomma, tutti questi filmati, non solo, ma trovate qualsiasi altro filmato su appunto i mondi dissusi, Bellisti per caso, eccetera, 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 in viaggio con mia figlia, che so, e anche questi strane interviste a personaggi particolari molto di confine che appunto si usi ai confini con la realtà. Bene, tutta sta roba la trovate su Per Caso TV, su YouTube, dai, Sì, Per Caso TV, lo riconoscete, c'è anche piattaforme, e poi su piattaforme varie, tu per televisori esempio, smart. esatto, e poi su Amazon Prime, digitando si usi Bellisti, Patrizio, cioè digitando queste cose qua e ci trovate. Ecco, allora si è concluso, nel senso che ormai abbiamo raccolto quasi 100 vostri contributi, il famoso concorso Per Caso TV, però potete andare sempre su italiaslotour.it per votare coloro che potranno vincere i premi che sono stati messi in palio dai nostri sono belli, Sì, Best Western, Columbus Assicurazione e Globe Sailor. Bene. Alla prossima. A proposito, devo fare l'assicurazione con Columbus. Sì, se vai in giro. Sì.